sfileranno tutti in qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà che sarà. E intanto gira e va, gira, 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 e chi ci fermerà? Could be wrong. A Cerbaia di Lamporecchio si corre la 29esima edizione del Gran Premio Circolo Arci Tamburini, gara valevole come campionato provinciale per quanto riguarda la categoria esordienti ed organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello in collaborazione con il gruppo sportivo Arci Tamburini. Sono 70 gli atleti al via quest'oggi per questa gara riservata alla categoria esordienti, prova unica e che precede di poche ore la gara invece riservata alla categoria allievi che vedremo in onda nei minuti successivi. Quindi prima prova, quella riservata alla categoria esordienti, in programma un percorso che misura 28 km per questi atleti che hanno 13 e 14 anni di età e che corrono quest'oggi nella stessa gara. Sono 4 i giri che dovranno percorrere in questa prova, come vi ho detto, organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello e valevole come prova unica di campionato provinciale per quanto riguarda la provincia di Pistoia. Con le immagini siamo passati ai momenti imminenti alla partenza, saranno come ho detto 28 i chilometri in programma. Intanto salutiamo la direzione di corsa affidata ad Ivo Vezzosi e coadiuvato da Maurizio Bartolucci. Vi ricordo che le staffette sono a cura del gruppo motociclisti pistoiesi dell'OCIP e la radioinformazione invece è curata da Fabrizio Falconcini. Le immagini dei ragazzi proprio in vista della partenza, ormai imminente il momento del via, partiti in questo momento in programma 28 km e sarà un circuito che dovrà essere affrontato 4 volte, un circuito che non presenta particolari difficoltà, un circuito che però ha nella caratteristica dei continui saliscendi della campagna toscana il carattere dominante. Come vi ho detto 70 gli atleti al via per questa prova riservata alla categoria esordienti. Vi dico anche che è presente Anelito della Santa della commissione tecnica esordienti, insieme a lui Luciano Tarini, il presidente del comitato provinciale della federazione ciclistica italiana di Pistoia. La giuria che andrà ad operare in questa prova è presieduta da Aldo Barontini, che è coadiuvato da Andrea Pagliai. Il giudice d'arrivo è Rolando Nocchi. Gli atleti hanno preso il via ormai da pochi minuti, vediamo sfilare il folto gruppo di atleti al via e vi ricordo quelle che sono le società presenti quest'oggi che hanno risposto all'appello della società organizzatrice, il gruppo sportivo Pozzarello, che ha allestito insieme al Circolo Arci Tamburini la 29esima edizione del Gran Premio Circolo Arci Tamburini. È presente ovviamente il gruppo sportivo Pozzarello, il Velo Club Seano One, il gruppo sportivo Iperfinish, l'Unione Ciclistica Mamma e Papà Fanini, la Carrara Carlo Raffaelli, il gruppo sportivo Ciclica Rube, la società ciclistica Nuova Sfinge, il gruppo sportivo Elettromeccanica Brotini, il team Valdinievole, il gruppo sportivo Claudia, Team Bike Bizzarri, Unione Ciclistica Empolese Birindelli, la TAV Bertolucci e Coluccini, il gruppo sportivo Butese, la GS Carli Cop La Variante, la Polisportiva Monsulmanese e la Polisportiva Mille Luci. Siamo passati con le immagini al quarto chilometro di corsa, gruppo compatto nelle prime fasi di gara. Siamo nel corso della prima delle 4 tornate in programma quest'oggi per quanto riguarda questo 29esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini riservato alla categoria esordienti. Vi ricordo prova unica di questa categoria che raggruppa gli atleti del primo e secondo anno in gara. Vi ricordo che la manifestazione è possibile grazie al contributo dell'Ottica Maccioni, del Vini Sensi di Cerbaia, il contributo della Neri Sottoli, l'Orificeria Giannoni, la colonna Bike presente quest'oggi in gara qui nella prova riservata alla categoria esordienti, Yuri Colonna, il figlio di Colonna, che è presente anche un altro ragazzo nella categoria allievi, quindi è un po' la festa di questa grande famiglia da sempre vicina al ciclismo. E con le immagini siamo passati al 12esimo chilometro di gara. C'è un attacco, è il dorsale numero 77 Adriano De Renzis della Polisportiva Mille Luci di Casalguidi. Lo vediamo pedalare veramente molto forte, ha un leggero vantaggio nei confronti del gruppo. Siamo passati al chilometro 14 di gara, ancora al comando Adriano De Renzis, che in questo momento sta pedalando molto forte, pedala su cicli formigli, l'atleta
della Polisportiva Mille Luci di Casalguidi. Adesso andremo a vedere alle sue spalle cosa sta succedendo. La sua è un'azione molto importante, sta pedalando molto forte l'atleta al secondo anno nella categoria, dorsale numero 77 di gara, Adriano De Renzis. E vi ricordo che questa prova è il 29esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini, valido come prova unica del campionato provinciale per quanto riguarda la provincia di Pistoia. È organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello in collaborazione con il Circolo Arci Tamburini. Lasciamo sfilare il fuggitivo solitario al comando, aspettiamo il gruppo che insegue con un ritardo di 30 secondi, quindi prende corpo l'azione di Adriano De Renzis, l'atleta della Polisportiva Mille Luci Ciclismo di Casalguidi, che sta imprimendo un forcing in testa al gruppo, in testa alla corsa, scusate, e che sta staccando il plotone di 30 secondi. In questo momento il gruppo sta inseguendo con un ritardo che è nell'ordine dei 30 secondi, quando siamo ormai circa a metà gara. Con le immagini vi ricordo che la gara misura 28 km, ne sono stati percorsi 14 da questi atleti della categoria esordienti, che hanno da affrontare quindi 4 giri del circuito qui a Cerbaia. Questa prova, vi ho già detto, valida come prova di campionato provinciale, organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello in collaborazione con il Circolo Arci Tamburini, gruppo che insegue con 30 secondi di ritardo. Adesso andremo a vedere cosa sta succedendo sulla testa della corsa, in quanto ci si viene segnalato in grande spolvero l'atleta solitario al comando Adriano De Renzis della Polisportiva Mille Luci di Casalguidi. Siamo ormai in vista del passaggio, dove verrà esposto il cartello 2 giri al termine. Torniamo davanti, ancora tutto solo, percorsi 21 km di gara. Adriano De Renzis, Polisportiva Mille Luci di Casalguidi, cicli formigli per lui in questa bellissima cavalcata solitaria sulle colline toscane qui di Lamporecchio. Ci troviamo alle pendici di San Baronto per questa prova organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello in collaborazione con il Circolo Arci di Tamburini, il 29esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Tutto solo al comando ancora Adriano De Renzis, dorsale numero 77 di gara per lui. Lo vediamo ormai in vista del passaggio che segnerà l'inizio dell'ultimo giro per questa bella manifestazione valida come prova unica di campionato provinciale riservata alla categoria esordienti primo e secondo anno. E questa una gara che raggruppa tutte e due le categorie. Ancora tutto solo Adriano De Renzis, Polisportiva Mille Luci di Casalguidi, sta imprimendo veramente un ritmo forsennato all'azione, sta veramente questa sua cavalcata sta caratterizzando tutta la prova. Ed allora ormai un giro al termine per lui, suona la campana, aspettiamo il passaggio del gruppo. È un tandem con il dorsale numero 43 Alessio Venturi del team Valdinievole, dietro di lui con il dorsale numero 4 Alessandro Brunetti del Velo Club Seano One. Aspettiamo adesso il ritardo del gruppo. Questi due atleti sono segnalati con 40 secondi di ritardo, stanno viaggiando abbastanza forte di comune accordo, ma lì davanti il fuggitivo solitario del comando Adriano De Renzis ha ancora un vantaggio di 40 secondi quando mancano ormai 7 km alla conclusione per questi due atleti. Aspettiamo il gruppo, che è preceduto proprio dal corridore di casa Yuri Colonna, che ha qualche margine di vantaggio, qualche metro di vantaggio nei confronti della testa del gruppo, e questo atleta viaggia con un ritardo di 50 secondi nei confronti del fuggitivo solitario Adriano De Renzis, che vi ricordo ha preso in mano la situazione dopo soli 10 km di corsa e sta viaggiando con un vantaggio che in questo momento, quando siamo nel corso del 24esimo chilometro, è diminuito. Vediamo lì dietro c'è un corridore che sta inseguendo con non più di 100 metri di vantaggio. È segnalato infatti in forte rimonta il campione toscano Alessandro Brunetti del Velo Club Seano One. Adesso solamente 15 secondi per lui da recuperare nei confronti di Adriano De Renzis, che ha veramente animato alla grande questa prova. Arriva in questo momento Alessandro Brunetti, lo vediamo lì, non più di 50-60 metri di ritardo per lui, potrebbe riuscire nell'aggancio al corridore al comando, potrebbe quindi formarsi una coppia. Sono solamente 10 secondi in questo momento di ritardo per Alessandro Brunetti del Velo Club Seano One nei confronti di Adriano De Renzis, in quanto siamo ormai negli ultimi 5 km di gara nel 29esimo Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Ci guardiamo indietro e il resto del gruppo sembra un po' tagliato fuori dai giochi per la vittoria. Arriva in questo momento Alessio Venturi con 20 secondi di ritardo per lui,
quando ormai siamo nel finale. Il gruppo è segnalato con un ritardo superiore ai 45 secondi, quindi il gruppo ormai fuori dai giochi. Potrebbe essere ancora in lizza per un successo questo corridore, che però accusa già 20 secondi di ritardo. Ormai siamo nel tratto finale, ci stiamo per entrare in Cerbaia di Lampodecchio e vediamo che Alessandro Brunetti ha notevolmente ridotto lo svantaggio nei confronti di Adriano De Renzis. Ormai sono 30-40 metri per lui da recuperare in questo tratto in leggera salita. Prova a dare il tutto per tutto il corridore del Velo Club Siano One, Alessandro Brunetti, che accorcia le distanze. In questo momento sembra in grado di portare a termine l'aggancio nei confronti di Adriano De Renzis. Si forma una coppia al comando ormai in vista del traguardo qui a Cerbaia di Lampodecchio davanti al circolo Arci Tamburini. Entrano adesso nel rettilineo finale, sarà una volata a due per andare a vedere il vincitore di questa prova e come vediamo è Adriano De Renzis. Per lui una bellissima vittoria, precede Alessandro Brunetti del Velo Club Siano One. In terza posizione arriva in questo momento Alessio Venturi, per lui un terzo posto importante, il ragazzo del team Val di Nevole. Adesso poi andremo a vedere quelle che saranno anche le classifiche divise per società, per categorie primo e secondo anno. In quarta posizione nella classifica assoluta arriva in questo momento Yuri Colonna del gruppo sportivo Pozzarello, che conclude in questo momento la prova. Ma per quanto riguarda la classifica del secondo anno, abbiamo già detto i primi quattro: De Renzis, Brunetti, Venturi e Colonna. In quinta posizione Lorenzo Martino, in sesta Andrea Gallo, in settima Manuele Scardigli, in ottava Gian Riccardo Rosselli, in nona Gregorio Lombardi, in decima Andrea Fabiani. Ovviamente Adriano De Renzis è anche il nuovo campione provinciale per quanto riguarda la categoria esordienti secondo anno. Nella categoria esordienti primo anno, successo di Biondi Francesco, che va a vincere anche il campionato provinciale della Polisportiva Mille Luci. Secondo è Marco Medici, terzo Michael Ciaramitaro, quarto Federico Morelli, quinto Giulio Pacini. Andiamo ad ascoltare le interviste che ha realizzato Vitaliano Innocenti. Francesco Biondi si è aggiudicato questa gara per quanto riguarda la categoria del primo anno. Francesco, anche la maglia di campione provinciale, dunque doppia soddisfazione. Certo, oggi mi sono tolto due soddisfazioni, vincere la corsa e anche vincere la maglia. È stato molto duro, però ce l'ho fatta. Senti, a chi si dedica questa maglia, questo mazzo di fiori da Cerbaia di Lampodecchio? Si dedica ai direttori sportivi, i due direttori sportivi, alla squadra e a tutti gli sponsor della Polisportiva Mille Luci. Eccolo qua il vincitore assoluto, Adriano De Renzis. Adriano, fuga a lunga gettata, sei andato via, poi ti avevano ripreso e poi naturalmente in volata non c'è stato niente da fare. Sì, è stata dura, però ce l'ho fatta. Senti Adriano, tu sei uno che va forte, diciamo così, sei un passista, Sì. temi un po' le volate? A seconda come le piglio, che la prima volta che vinco in volata avevo un pochino così e così, però me la cavo. Senti, questa nuova maglia di campione provinciale a chi la dedichiamo? A tutta la squadra, perché non ho vinto solo io ma ha vinto tutta la squadra, e naturalmente agli allenatori e alla famiglia. La grande giornata di ciclismo giovanile a Cerbaia di Lampodecchio prosegue con la categoria allievi. In programma il 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini, riservato proprio ai ragazzi di 15 e 16 anni di età, organizzato dal gruppo sportivo Pozzarello in collaborazione anche in questo caso con il Circolo Arci Tamburini di Cerbaia di Lampodecchio. Siamo ormai nelle fasi imminenti alla partenza per questa prova che vedrà al via numerosi ragazzi della categoria allievi. Vi ricordo che la direzione di corsa è affidata a Sanzio Rampogni in collaborazione e coadiuvato da Maurizio Bartolucci, mentre l'assistenza sanitaria, il medico di corsa è la dottoressa Elisa Cossu, la giuria presieduta da Alessio Bertolaccini, il componente Giancarlo Neri, il giudice d'arrivo Simone Lamanda. Partiti in questo momento gli atleti della categoria allievi, in programma 2 giri iniziali pianeggianti, dopodiché la salita verso il Gran Premio della Montagna di Bronzoli, ritorno a Cerbaia e gli ultimi 4 giri che saranno uguali a quelli della categoria esordienti, anche in questo caso
pianeggianti, ma come abbiamo detto in precedenza non è una vera e propria pianura quella che gli atleti si troveranno davanti. Continui saliscendi tipici della campagna toscana, delle colline della Toscana. Lasciamo sfilare il folto gruppo di ragazzi al via, atleti del Team Bike Bizzarri che stanno chiudendo in questo momento il gruppo. Vediamo gli sportivi di Monsummano lì a bordo strada, il gruppo che in questo momento è compatto. Ci troviamo al 4° chilometro di corsa, scatti e controscatti in testa al plotone, ma come vediamo il gruppo si mantiene compatto in queste fasi iniziali della corsa. Vi ricordo che il Gran Premio della Montagna di Bronzoli è posto dopo 21 km di corsa, quindi verosimilmente, se dovremo dare una lettura tattica di questa corsa, sarà importante capire chi dopo il Gran Premio della Montagna riuscirà a restare davanti, perché mancheranno ancora tanti chilometri alla conclusione, quindi sarà veramente importante riuscire ad avere una buona lettura di gara nelle fasi finali della manifestazione. Primo passaggio da Cerbaia di Lamporecchio, primo passaggio sotto lo striscione di arrivo, tra gli applausi del folto pubblico presente quest'oggi al 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini, riservato alla categoria allievi, che come vediamo sta offrendo già un grande spettacolo. Il colpo d'occhio importante degli atleti, dei ragazzi al via. Siamo passati al chilometro 12 di gara, gruppo compatto ancora, in questo caso un passaggio da fermo che ci mostra il gruppo, il plotone che viaggia ancora tutto compatto. Sfila in questo momento il folto gruppo di atleti al via. Vi ricordo che questa prova è valida come il 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini ed è organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello in collaborazione con il Circolo Arci. Salutiamo il direttore di corsa Sanzio Rampogni, che vi ricordo opera coadiuvato dal vice Maurizio Bartolucci, con le immagini mentre stiamo guardando gli atleti che sono nel corso del 19° chilometro di corsa, gruppo ancora compatto, quindi nessuno prende in mano l'iniziativa, anche perché gli atleti dovranno affrontare la salita verso Bronzoli, che è subito nelle prime fasi di gara. Infatti dopo circa 20 km di corsa gli atleti si troveranno già in salita verso Bronzoli, e poi ci sarà tutta la fase successiva, ben 35 km, in cui ci dovrà essere sicuramente, gli atleti si troveranno in un gruppo più ristretto, e quindi sarà importante avere le energie, le forze per riuscire a controllare la corsa nelle fasi che saranno sicuramente decisive. Siamo ormai con le immagini all'inizio della salita verso Bronzoli. Vi ho già detto 22 km percorsi in questo momento. Inizia la salita con il dorsale numero 66 di gara, lo abbiamo visto lì davanti, si tratta di Dimitri Paganucci. Ormai siamo in salita con le immagini, vediamo maglie del gruppo sportivo Pozzarello lì davanti. Vediamo che è subito un forte ritmo verso il Gran Premio della Montagna di Bronzoli, strada particolarmente stretta, particolarmente insidiosa in queste fasi di gara, mentre vediamo che il gruppo si allunga sotto la spinta degli atleti del gruppo sportivo Pozzarello lì davanti a fare l'andatura. Non riusciamo a scorgere il numero dorsale di questo ragazzo, ma come vediamo adesso con le immagini, il gruppo che continua ad essere tirato a grandissima andatura. Siamo alla circa metà della salita verso Bronzoli, e vi ricordo, lo vediamo in questo momento lì davanti con il dorsale numero 58 di gara, abbiamo Corrà Marco, l'atleta friulano che milita nella società ciclistica Fontana Fredda. Dietro di lui con il dorsale numero 42 abbiamo invece il corridore che milita nel gruppo sportivo Butese. Si tratta di Manuel Ciucci, quindi una tandem all'attacco nella salita verso il Gran Premio della Montagna di Bronzoli, ma vediamo che il gruppo, lo vediamo in questo momento, è particolarmente vicino. Scatta un altro corridore, è un atleta del Velo Club Seano One, non riusciamo a scorgere il suo numero, in questo momento è il 49. Si tratta dell'atleta al primo anno nella categoria, Nicolò Pacinotti del Velo Club Seano One, che tenta di riportarsi sulla coppia al comando. Vi ricordo formata dai dorsali numero 58 Marco Corrà, società ciclistica Fontana Fredda, atleta friulano presente in questa manifestazione, il 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Insieme a lui con il dorsale numero 42 abbiamo Ciucci Manuel, ma con le immagini vediamo, per vedere il vantaggio di Pacinotti nei confronti del gruppo. È riuscito subito a guadagnare molto il corridore che milita nel Velo Club Seano One, che sta cercando di riportarsi sulla coppia al comando, quindi sembra in grado di
chiudere sui due atleti all'attacco in questo momento Nicolò Pacinotti. Bella la sua azione in salita, l'atleta che lo scorso anno si era sicuramente contraddistinto per lo spunto veloce, e quindi Nicolò Pacinotti sta cercando di riportarsi sulla coppia al comando, formata, ve lo ripeto ancora una volta, dal dorsale numero 58 Marco Corrà e dal dorsale numero 42 Manuel Ciucci. Ciucci davanti in questo momento a fare l'andatura, sembra in leggerissima difficoltà Corrà Marco, ma la salita ormai volge al termine, quindi verosimilmente scollineranno questi due atleti. Continua nella sua azione ed è un'azione ottima quella del corridore in maglia Gruppo Sportivo Butese. In queste fasi finali di salita il dorsale numero 42 di gara è Manuel Ciucci, riuscito a staccare il compagno di fuga Marco Corrà, quindi tutto solo. L'atleta del Gruppo Sportivo Butese ha guadagnato circa 30-40 metri su Marco Corrà, che in questo momento viene ripreso da Nicolò Pacinotti. Siamo allo scollinamento, transita in seconda posizione Nicolò Pacinotti, un po' in difficoltà Marco Corrà in questo momento, perde qualche metro anche dal corridore in maglia Velo Club Seano One. Questo è il gruppo a 15 secondi di ritardo, gruppo che come vediamo ha subito un notevole frazionamento, gruppo che in questo momento quindi insegue con 15 secondi di ritardo. Si forma un terzetto al comando e sono gli atleti che si erano distinti in salita con il dorsale numero 58 Marco Corrà della società ciclistica Fontana Fredda, con il 42 Manuel Ciucci, e poi abbiamo Nicolò Pacinotti del Velo Club Seano One. Marco Corrà a fare l'andatura in questo momento, atleta friulano della società ciclistica Fontana Fredda, riceve il cambio da Manuel Ciucci, è scollinato per primo questo atleta del Gruppo Sportivo Butese. Siamo, vi ricordo, in questo momento al 27esimo chilometro di gara, siamo tornati in pianura, località Vergine dei Pini. Questi tre atleti hanno un vantaggio di 15 secondi nei confronti delle prime avanguardie del gruppo. È un drappello quello che abbiamo visto scollinare in cima alla salita, e sono questi circa una decina di ragazzi che stanno inseguendo con 15 secondi di ritardo, quindi è ancora possibile un ricongiungimento per questi atleti. Vediamo lì davanti le maglie del Polisportiva Monsumanese a fare l'andatura, ma vediamo che il gruppo è forte di 14 unità, con il dorsale numero 64 Francesco Marchini, con il 63 Nicola Stefanelli, con il dorsale numero 28 abbiamo Alessio Zucconi, con il dorsale numero 3 Andrea Sannino, con il 2 Nico Colonna, con il 43 abbiamo Roberto Brogi, con il 41 Lorenzo Luisi, con il dorsale numero 32 abbiamo Elia Botosso, con il 31 abbiamo Xulian Polai, con il dorsale numero 29 Gabriele Bonechi, con il dorsale numero 61 è presente Lorenzo Tirabucco, con il 21 in questo gruppo abbiamo Andrea Olmastroni, con il dorsale numero 73 di gara Marco Piazzi, con il 74 abbiamo Mattia Maldini. Questi gli atleti che stanno inseguendo i tre atleti al comando, li lasciamo sfilare in questo momento. Arriva adesso un terzetto a circa 50 secondi di ritardo, no? Sono diversi gli atleti e questa è l'avanguardia del gruppo, sono 4 atleti che stanno inseguendo a 50 secondi. Con il dorsale numero 34 abbiamo Alberto Nicodemo, con il 5 abbiamo Luca Zullo, con il 48 abbiamo invece Francesco Cannavò, con il 57 è presente Marco Mannucci. Questa è l'avanguardia del gruppo che insegue con un ritardo di 1 minuto e 10, quindi chiara la situazione di corsa. Abbiamo 3 atleti al comando, Corrà Marco, Nicolò Pacinotti e Manuel Ciucci, con 15 secondi di ritardo di vantaggio nei confronti di un drappello di 14 unità, li abbiamo visti in precedenza. Poi a 50 secondi un quartetto ed a 1 minuto e 10 il gruppo che sta inseguendo, quindi con un ritardo di poco superiore al minuto. Tra non molto ritorneremo sulla testa della corsa per vedere come si sta evolvendo la situazione. Vi ricordo che adesso, una volta ritornati a Cerbaia, gli atleti dovranno affrontare 4 giri del circuito che hanno affrontato anche gli atleti della categoria esordienti. Da allora ancora in 3 al comando, i loro nomi ve li ricordo ancora una volta. In questo momento con il dorsale numero 58 Corrà Marco, atleta friulano della società ciclistica Fontana Fredda, insieme a lui Nicolò Pacinotti del Velo Club Seano One, presente anche Manuel Ciucci che è stato il migliore nella salita verso il Gran Premio della Montagna di Bronzoli. Ancora 3 al comando, passaggio sotto lo striscione di arrivo, cartello che indica 4 giri alla conclusione. Vi ricordo che questa manifestazione è organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello in collaborazione con il Circolo Arci di Cerbaia, Circolo Arci Tamburini di Cerbaia, possibile grazie al contributo dell'Ottica Maccioni, del Fratelli Sensi, Vini Fratelli Sensi a Cerbaia, del Bar Tamburini
Sottoli Montalbano a Cerbaia, Neri Sottoli in Cerbaia, Oreficeria Giannoni, Oreficeria Citi, Carrozzeria La Nuova di Larciano, Carrozzeria Nuova Etruria di Preve Agnievole. Siamo passati ancora al comando, ancora i tre che hanno un vantaggio in questo momento di 30 secondi nei confronti di un primo drappello inseguitore, ma ci viene segnalato che adesso il gruppo si sta ricompattando alle loro spalle, il gruppo che però sta perdendo contatto, sta perdendo terreno nei confronti dei tre atleti al comando. I loro nomi vado a ricordarveli ancora una volta perché veramente si meritano un applauso. Stanno conducendo la gara ormai da circa 15 km, hanno preso in mano la situazione nel corso della salita verso il Gran Premio della Montagna di Bronzoli. Lì davanti ancora a fare l'andatura Marco Corrà, atleta friulano, dietro di lui Manuel Ciucci, in terza posizione Niccolò Pacinotti. Siamo ormai in vista del passaggio da zona arrivo, attenzione quando questi atleti prendono le borracce per cercare di non creare incidenti nel corso di questa gara. Lasciamo sfilare i tre al comando, aspettiamo il gruppo che, come vi avevo anticipato, si è ricompattato, ma il gruppo che in questo momento è tirato da Gabriele Bonecchi ha perso contatto, adesso insegue con 1 minuto e 10 di ritardo, quindi i tre al comando stanno portando un'azione importante, stanno portando un'azione che potrebbe, e da quanto sembra, essere anche l'azione giusta, l'azione vincente, in quanto il gruppo, come vediamo in questo momento, ha un ritardo che continua a crescere, 1 minuto e 10 per loro al passaggio che segna 3 giri al termine, quindi il gruppo che ha 1 minuto e 10 di ritardo, ormai ultimi 3 giri nel circuito qui a Cerbaia, che ha visto protagonisti anche gli atleti della categoria esordienti in questo 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini organizzato dal gruppo sportivo Pozzarello in collaborazione con il Circolo Arci Tamburini di Cerbaia. Questa è ancora gli atleti del gruppo che stanno cercando di evadere per cercare di agganciare i tre atleti al comando, ma i tre atleti al comando stanno viaggiando veramente forte, stanno prendendo veramente tutti i meriti di questa bella azione nata sulla salita verso Bronzoli e che ormai adesso li sta proiettando nel corso di questi ormai ultimi 11 km di corsa verso una battaglia, quella che potrebbe assegnare il successo nel 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Verosimilmente saranno proprio questi tre atleti a giocarsi la vittoria, una vittoria prestigiosa in questa gara organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello in collaborazione con il Circolo Arci Tamburini di Cerbaia. Atleti del gruppo in questo momento li vediamo impegnati in un tratto in discesa e passiamo adesso sulla testa della corsa con ancora i tre atleti al comando. Marco Corrà, Società Ciclistica Fontana Fredda, atleta del Friuli Venezia Giulia, che riceve la borraccia in questo momento dal proprio direttore sportivo. In seconda posizione, ormai in vista del passaggio dove saranno segnalati 2 giri al termine, lo vediamo in questo momento, Manuel Ciucci del gruppo sportivo Butese. Chiude questo drappello Niccolò Pacinotti, atleta del Velo Club Seano One, al primo anno in categoria. Niccolò Pacinotti è l'unico di questi due atleti al primo anno in categoria, è nato il 5 febbraio 1995, l'atleta del Velo Club Seano One. Gli altri due atleti sono invece ragazzi del secondo anno e ragazzi del 1994, ragazzi di 16 anni di età. In questo momento vediamo proprio Niccolò Pacinotti, cartello organizzazione 2 giri al termine per Niccolò Pacinotti, Marco Corrà e Ciucci Manuel, questo terzetto che sta animando alla grande questo 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Salutiamo anche Foto Gastone, presente quest'oggi a questa bella manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello. Vediamo proprio una maglia del gruppo sportivo Pozzarello ed è quella di Nico Colonna, è sicuramente il beniamino di casa. Nico Colonna quest'oggi qui al Circolo Arci Tamburini a Cerbaia, atleta di casa che milita nel gruppo sportivo Pozzarello, società organizzatrice del 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Questi sono gli atleti che fanno parte del gruppo che insegue, vi ricordo, con un ritardo di 1 minuto e 10, quindi gruppo che ormai è fuori dai giochi in questa vittoria, per quanto riguarda proprio la vittoria nel 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini, che sarà ormai un affare tra i tre atleti al comando che sono Marco Corrà, Ciucci Manuel e Niccolò Pacinotti. Tra non molto torneremo sulla testa quando ormai siamo nelle fasi finali di questa corsa, torniamo davanti, torniamo sui tre al comando che sono in vista del cartello organizzazione 1 giro al termine, tratto in leggera salita questo, ancora lì davanti Niccolò Pacinotti, alle sue spalle Marco Corrà, in terza posizione Ciucci Manuel, ed è ottimo l'accordo davanti, i tre atleti stanno viaggiando in perfetta
accordo, in perfetta organizzazione. Marco Corrà, atleta friulano del Società Ciclistica Fontana Fredda, nato il 5 ottobre 1994, alle sue spalle Manuel Ciucci, in terza posizione Niccolò Pacinotti. Sono ormai in vista del cartello che segnalerà un giro alla conclusione. In questo momento suona la campana, ultimo giro, ultimi 5 km per questi atleti che andranno a giocarsi il successo in questo 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini. È una questione a 3 per questa bella manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello. Ancora lì davanti Marco Corrà, alle sue spalle che va in questo momento al comando Manuel Ciucci. Chiude questo drappello, salta in questo momento un cambio Niccolò Pacinotti. È, vi ho già ricordato, l'atleta più giovane, ma è anche l'atleta più veloce per quanto riguarda un possibile arrivo in volata in questo 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Quindi nel caso in cui si dovesse assistere ad una volata a 3 è sicuramente Niccolò Pacinotti, nonostante la sua giovane età, l'atleta da tenere in considerazione, in quanto già lo scorso anno nella categoria esordienti era riuscito ad imporsi su diversi traguardi allo sprint. Quindi in questo caso su una volata ridotta a 3 corridori è sicuramente un atleta con ottime possibilità di successo. Ma passiamo al cartello organizzazione che segnala ultimo chilometro, ancora i 3 al comando, ancora Manuel Ciucci lì davanti, riceve il cambio da Niccolò Pacinotti. In terza posizione l'atleta friulano Marco Corrà. Siamo ormai negli ultimi centinaia di metri per questo terzetto che ha animato alla grande ed ha condotto in testa praticamente da metà corsa questo 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Marco Corrà lì davanti controlla la posizione degli avversari, dei compagni di fuga che in questo momento diventano avversari per una volata che andrà ad assegnare il 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Chiude in questo momento in perfetta posizione di lancio Niccolò Pacinotti, ma come vediamo c'è una fase di studio, possono permettersela perché il gruppo è segnalato con 1 minuto e 20 di ritardo, quindi ormai è una questione a 3 tra questi 3 ragazzi che si meritano tutti e 3 in ugual misura una bella vittoria, perché sono stati grandi protagonisti nel 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Quindi fase di studio nel finale, un finale a 3 che ormai andremo a seguire con le telecamera dall'arrivo che viene azionata in questo momento. È una volata, vediamo con le mani alte a centrostrada Marco Corrà, atleta friulano della Società Ciclistica Fontana Fredda, che va a vincere nettamente su Niccolò Pacinotti e Manuel Ciucci. Una vittoria extra regionale nel 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini, una bella vittoria quella di Marco Corrà, atleta della Società Ciclistica Fontana Fredda. In quarta posizione arriva adesso un compagno di squadra del vincitore, Lorenzo Trabucco, che conclude in questo momento in quarta posizione. In quinta posizione Federico Marchini, sesto è Nico Colonna, settimo Andrea Olmastroni, ottavo Alessio Zucconi, nono è Marco Piazzi e decimo Lorenzo Luisi. Si conclude così la prova riservata alla categoria esordienti in questo 30° Gran Premio Circolo Arci Tamburini. Una perfetta organizzazione quella del gruppo sportivo Pozzarello, coadiuvato dal Circolo Arci Tamburini. Una grande giornata di ciclismo partita quest'oggi con la categoria esordienti, che si è conclusa con questa bella prova riservata alla categoria allievi, con un grande successo di un atleta venuto da lontano. Andiamo a sentire le interviste che ha realizzato Vitaliano Innocenti. Marco Corrà, un extra regionale che vince questa importante manifestazione qui a Cerbaia. Marco, sei venuto in Toscana dal Friuli, dunque temevi qualcuno quando sei arrivato? Sì, più che altro non conoscevo i 2 compagni di fuga. Io li ho controllati fino allo scollinamento qua e dopo i 250 metri sono partito e ho dato tutto e è andato bene. Forse neanche loro conoscevano te, tutti domandavano chi era questo corridore, questo numero 58. Allora Marco, ecco, per gli sportivi toscani, sei uno scalatore, un passista, un velocista? No, velocista no, passista scalatore. Questa è la prima vittoria stagionale? Sì, prima stagionale. A chi la dedichiamo qui da Lamporecchio? A tutta la squadra che è stata perfetta e a lui, il allenatore Gerardo, che ci segue sempre. Ezio Innocenti, presidente del gruppo sportivo Pozzarello, la società che ha dato la regia a queste belle manifestazioni corse a Cerbaia di Lamporecchio. Ezio, ormai da tanti anni che collaborate con la Cerbaia. Qui abbiamo costruito un gruppo di amici da anni,
Diciamo, e ora diciamo, sei diventato quasi, come possiamo dire, una società un connubio. Bravo, niente, venendo alla gara di oggi è stata una bella manifestazione, diciamo che tutto è andato per il meglio, un bel lotto di partenti sia di qualità che di quantità, quindi meglio di così non poteva andare. Un vincitore un po' sconosciuto, non lo conoscevamo nessuno, però questo extraregionale ha centrato l'obiettivo. Ma io ho parlato un po' con un suo dirigente, mi ha detto che è un ragazzo fortissimo, quindi per lui non è stata una sorpresa ma una conferma, quindi devo dire che se il direttore sportivo suo ha detto che questo ragazzo va fortissimo, quindi ha confermato qui in Toscana di essere uno dei big della categoria. Auro Cipollini, presidente del Circolo Arci Tamburini, grande organizzatore perché ogni anno ci regala queste belle manifestazioni. Auro. Sì, è Auro Cipollini perché è Auro Cipollini qui, ma ci sono tanti amici qui del circolo che senza di loro non si potrebbe fare niente. Non è Auro e basta, è tutta la popolazione di Cerbaia, più gli sponsor che devo ringraziare, se mi permettete voglio ringraziare la ditta Neri Sottoglie Sottaceti, l'edicola Coccinella, l'ottica Maccioni di Lamporecchio, poi ci vuole essere il Montarbano, anche questi Sottoglie Sottaceti, la tranceria Friussi, la carrozzeria La Nuova, la carrozzeria La Nova Etruria del Pozzarello di cui fa parte il mio amico Ezio e tutti gli altri sponsor, però non è Auro Cipollini, è tutta la Cerbaia. Senti Auro, ti faccio una domanda, ci sono state alcune polemiche, alcuni sportivi hanno reclamato per l'organizzazione. Auro che non c'ha nessuna colpa di niente, meglio di così non poteva essere organizzata la gara. Sì, infatti noi si è cercato insieme agli amici del Pozzarello di organizzare una bellissima corsa come riuscita, non è successo niente, due grandissimi vincitori e non più di questo si può fare. Mi ha dato noia a me personalmente, come faccio parte del gruppo organizzativo, certi genitori che hanno criticato l'organizzazione perché i ragazzi sono stati lasciati scoperti, ma l'organizzazione in questo caso io e i miei amici collaboratori non c'entriamo niente, lì ci sono i giudici e il direttore di corsa che deve essere loro a vedere come va lo svolgimento della gara. Noi non ci senta niente e mi ha dato fastidio perché noi siamo una piccola frazione, si cerca di fare il nostro meglio per organizzare le corse, ci si mette il cuore, tutto, e poi se era una persona sola va bene, si sta di sbagliare, ma 10 persone criticare l'organizzazione di cui fu parte anch'io mi ha dato un po' fastidio e queste sono cose che se c'è da dire qualche cosa ai genitori, chi ascolta non deve dire l'organizzazione, deve andare a prima cosa ad essere la società, andare a fare dei reclami dai giudici e dal direttore di corsa. L'organizzazione, quando noi si è fatto il nostro dovere, si cerca di tappare gli incroci col personale nostro e poi c'è le staffette. Il nostro compito è questo qui, di lasciare 500 metri dell'arrivo libero, è compito nostro. Poi se il giudice o il direttore di corsa dichiara che questi ragazzi sono fuori, come si può dire, fuori tempo massimo, cioè c'è un tempo, non ce la deve fare con l'organizzazione, se deve fare, ritorno a dire, con i giudici e il direttore di corsa. L'organizzazione, io penso che meglio di così non si può fare. Ogni modo ho voluto fare questa presentazione perché amo il ciclismo e per me il ciclismo è tutto. Mi scappa anche da piangere perché sentire brontolare, cioè queste critiche fanno male, che noi ritorno a dire, ci si dà l'anima. Senti Auro, lasciamo fare le polemiche. Appuntamento al prossimo anno con queste due belle manifestazioni. Speriamo di sì, però purtroppo sai, quando si va dagli sponsor e si va a chiedere dei contributi, purtroppo l'Italia non è che vada tanto bene e sia anche la frazione del comune di Lamporecchio. I soldi sono quelli che sono. In ogni modo noi il nostro impegno di tutti, anche quelli del Pozzarello, mi auguro di sì, per il prossimo anno si cercherà di fare un po' meglio di quest'anno. RAX,
un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.